Siamo con il dottor Nicola Micheletto. Dottor Micheletto, si descriva professionalmente. Sono uno psicologo clinico, lavoro come dirigente psicologo presso un'azienda sanitaria del Veneto, da 16 anni in un servizio psichiatrico, ho avuto esperienze in consultorio familiare, in neuropsichiatria infantile e ho avuto anche degli insegnamenti all'Università di Padova e da qualche anno sono anche consigliere dell'ordine. Nella precedente consigliatura ero il coordinatore della Commissione Sanità dell'Ordine. Qual è la prima cosa che le viene in mente quando utilizziamo il termine psicologia? Umanità. A cosa associano invece le persone che non fanno questa professione la parola psicologia? Purtroppo io dico psicopatologia. Esistono degli stereotipi legati alla figura dello psicologo? Assolutamente sì, non vorrei ripetermi, ma viene identificato come la figura che si occupa solo della patologia. Che cos'è la psicologia di base? Allora, la psicologia di base non è un concetto nuovo, non è neanche una proposta nuova, perché esperienze di psicologia di base le abbiamo in Europa da molti anni e tutte tra l'altro verificate e verificabili, che comportano e si traducono anche in una grossa fetta di produzione di benessere per la popolazione e anche di riduzione di spesa sanitaria. In Italia ci sono esperienze a macchia di leopardo. La Regione Veneto però è l'unica regione che ha formalizzato questa esperienza attraverso 2 delibere e mi onoro appunto di far parte di questa sperimentazione che si sta conducendo presso 2 aziende sanitarie, la ULSS numero 7 Pieve di Soligo e la ULSS numero 4 Thiene Schio. Facciamo un'esperienza con i medici di base, con i medici di medicina generale, perché la Regione Veneto ha già scelto in un qualche modo che lo psicologo di base verrà collocato nell'ambito delle cure primarie, quindi a stretto contatto con i medici di medicina generale in quelle che saranno le medicine di gruppo, le medicine integrate di gruppo. Quali sono le difficoltà che incontrano le persone quando si rivolgono a questo servizio? Le situazioni sono veramente molte, sembra come dire tirare l'acqua al proprio mulino, ma è così, nel senso che abbiamo visto per esempio nell'esperienza che stiamo facendo nella ULSS 7, in un anno abbiamo avuto ben 120 segnalazioni da parte dei medici di medicina generale. Queste segnalazioni riguardano nella stragrande maggioranza quelli che sono gli eventi fisiologici del ciclo della vita, i lutti, i distacchi, i genitori che si ammalano, il medico che deve comunicare una diagnosi di cronicità, tutte situazioni che, se non prese tempestivamente, in alcuni soggetti potrebbero, sottolineo potrebbero, tradursi in psicopatologia. Non pensa che in una fase di riduzione dei costi per quanto riguarda la sanità sia difficile trovare delle risorse per un nuovo servizio? Assolutamente sì, ma questa è la sfida del Veneto, del nostro Veneto, che fa in un qualche modo da spartiacque in tantissime innovazioni dei servizi sanitari. Lo psicologo di base è in un qualche modo un servizio che produrrà salute, quindi benessere, riduzione di spesa sia in termini di diagnostica strumentale, sia nei termini appunto di accessi ai pronto soccorsi, di prescrizioni farmacologiche, di ottimizzazione del tempo lavoro del medico di medicina generale. La letteratura dice che quasi il 50% delle richieste al medico di medicina generale va anche sul versante relazionale psicologico. La Regione Veneto darà una risposta da un punto di vista psicologico e da un punto di vista proprio della salute del cittadino e che produrrà non solo benessere ma appunto risparmio. Concludiamo e le chiedo di lanciare un messaggio alla cittadinanza.
I cittadini devono rivendicare questo servizio, perché è un servizio che è loro utile, è fruibile, è immediato, non è stigmatizzante, è vicino ai medici di medicina generale. Abbiamo l'ambulatorio accanto, spesso usiamo il loro ambulatorio. Possono usare questo tipo di intervento come una forma di manutenzione, ma anche come una forma, come dire, di confronto su temi anche difficili della vita, anziché in un qualche modo lasciarli cadere o tradurli, no, in una maniera tale che possono appesantire eccessivamente, possono trovare un interlocutore preparato, un interlocutore non stigmatizzante e un interlocutore che in un qualche modo avrà con loro un rapporto di assoluta stima, fiducia e professionalità. Tutto questo all'interno di un rapporto sinergico col medico di medicina generale, con il quale ci si scambia informazioni e finalmente le due discipline, medicina e psicologia, dialogheranno insieme.